Buona giornata da prealpina.it. Una lite familiare fra suocero e genero è finita nel sangue ieri sera a Dormelletto, nei pressi di Arona. Un uomo di 43 anni è stato accoltellato e ora si trova in prognosi riservata all'ospedale di Borgomanero. Pur raggiunto da 2 colpi al torace, per chiedere aiuto l'uomo è riuscito a raggiungere la sede del comitato di Arona della Croce Rossa, non lontano dal luogo della lite. Suocero e genero si erano incontrati lungo la statale 33 del Sempione in via Cavour. Stando ai primi accertamenti compiuti dai carabinieri, dovevano chiarirsi riguardo ad alcune tematiche che li avevano già visti contrapposti, ma la discussione a un certo punto avrebbe preso una brutta piega e si è conclusa poi nel modo più drammatico. Lei non voleva incontrarlo più e lui ha scavalcato la ringhiera. Poi, per fortuna, quella volta non è successo niente, ma oggi, alla luce della strage accaduta, questo episodio mette i brividi. Un vicino di casa della donna rimasta ferita nella sparatoria avvenuta in Svizzera racconta risvolti inquietanti. Secondo il vicino, Salvatore Stefano Solazzo, l'ex della 45enne, non solo non accettava la fine della storia d'amore, ma avrebbe già dato delle avvisaglie di quanto poi sarebbe accaduto. Per parte italiana non risultano comunque denunce né segnalazioni alle forze dell'ordine rispetto a comportamenti violenti o persecutori. La donna di origine kosovara e operatrice delle pulizie nel centro termale dove è avvenuta la sparatoria, per fortuna è stata dichiarata fuori pericolo e adesso è stabile. Il tentato omicidio operato da Solazzo, che poi si è tolto la vita, era stato preceduto dall'uccisione di Daniele Morello, nuovo compagno della donna, in mezzo alla strada della Valsorda, tra Varese e Cantello. Su una pianta, accanto al luogo dell'omicidio, oggi campeggia una rosa rossa in suo ricordo. E come previsto, la pioggia tanto attesa è stata accompagnata anche dal vento. I temporali di ieri e di stanotte hanno causato gravi danni in alcune zone del territorio, fra alberi caduti lungo le strade e persino tetti scoperchiati. Vediamo il servizio del collega Luca Spriano. Allagamenti, auto bloccate nell'acqua, nei sottopassi, piante cadute sulla strada, blackout elettrici. La forte perturbazione temporalesca che ieri sera si è abbattuta sulla provincia di Varese e sull'Alto Milanese ha creato problemi e disagi. In una estate secca, caratterizzata dalla siccità e dai problemi connessi, la pioggia è arrivata ma lo ha fatto per poco tempo in maniera violenta, in alcuni casi anche con grandine. Nella Varesotto numerose le chiamate ai vigili del fuoco impegnati per l'intera nottata. Dalla serata di ieri a questa mattina sono stati oltre 50 gli interventi per tagli pianta e allagamenti. A Saronno si è allagato il sottopasso di via Milano. Una vettura in transito, come spiegano i vigili del fuoco, è rimasta bloccata nell'acqua con alcune persone al suo interno. Gli occupanti sono stati soccorsi da una squadra dei pompieri. Disagi alla viabilità si sono registrati in varie zone della provincia, soprattutto a causa di piante che sono rovinate al suolo. Problemi anche per gli allagamenti. I vigili del fuoco hanno operato per ore per risolvere le criticità. Nell'Alto Milanese allagamenti, piante cadute al suolo, in alcuni casi trascinando cavi elettrici e blackout. Disagi in particolare a Legnano, a Canegrate, dove un'auto è rimasta bloccata in un sottopasso, come a Saronno, Parabiago, Cerro Maggiore, Castano Primo, Inveruno e Nerviano. E se da un lato è la pioggia a causare problemi, e sempre nel Saronnese si fanno i conti anche con le fiamme. Questa mattina in una ditta che effettua lavorazioni chimiche a Uboldo sono al lavoro i vigili del fuoco delle sedi di Saronno, Busto e Varese. Vediamo il servizio del collega Marco Raimondi. Fiamme nelle prime ore di oggi in una ditta che effettua lavorazioni chimiche a Uboldo, in via Legnano. L'intervento per sedare l'incendio dura ormai da diverse ore e alle 13 è ancora in corso. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco delle sedi di Saronno, Busto Gallarate e Varese. Sono 15 gli operatori impegnati. Sono intervenuti con 2 autopompe, 2 autobotti, un carro aria e sono accorsi anche gli specialisti del nucleo NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico di Milano. Sono arrivati sul posto anche i tecnici di AST e ARPA per i rilievi del caso. I vigili del fuoco fanno sapere che al momento non si registrano particolari criticità.
sta bruciando un composto chimico utilizzato per la preparazione di un decolorante per capelli, ma il prodotto reagisce negativamente con l'acqua e quindi non è possibile lo spegnimento tradizionale. Il materiale, una volta che sarà spento, sarà caricato su dei tir e ricoperto di terra per essere trasportato in una zona sicura. E ci spostiamo a Varese, dove ieri sera le opposizioni hanno abbandonato il Consiglio Comunale, sospendendo la discussione di tutte le mozioni presentate. È accaduto nel Salone Stense ed è segno di uno strappo ormai definitivo tra i gruppi di maggioranza e di minoranza. La collaborazione, che era stata auspicata più volte in modo bipartisan, non si è del tutto concretizzata e la parola fine è stata scritta nella maniera più teatrale possibile. A provocare la dura reazione dei consiglieri di minoranza è stata la richiesta dell'esponente del PD Domenico Marasciulo di anticipare la votazione sulla mozione di censura del Presidente del Consiglio e quella sulle modifiche alla Commissione Paesaggio che la maggioranza aveva fretta di portare a casa. Peccato che l'ordine degli argomenti fosse stato concordato tra i capigruppo insieme alla data della seduta. La richiesta di Marasciulo è uno sgarbo istituzionale e l'ennesima dimostrazione di inaffidabilità da parte della maggioranza, è il commento del capogruppo del Polo delle Libertà, Luca Boldetti. Questa volta, conclude, si è oltrepassato il limite. E chiudiamo con lo sport. La Lega Basket ha annunciato il calendario del prossimo campionato di Serie A1. Open Job Metis esordirà in casa contro il Sassari, il servizio di Giuseppe Sciascia. La nuova stagione dell'Open Job Metis riparte dalla tappa finale dell'annata 2021-22. La Lega Basket ha diramato questa mattina il calendario della stagione regolare della Serie A. Il cammino di Varese partirà dall'Enersen Arena, col debutto casalingo fissato domenica 2 ottobre contro Sassari, proprio la squadra contro cui i biancorossi avevano concluso il percorso nell'ultima annata sportiva, in occasione del congedo dell'8 maggio. La prima trasferta sarà il derby lombardo sul campo di Brescia, in programma domenica 9 ottobre. La classicissima contro i campioni in carica di Milano si disputerà all'andata il giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, al Forum di Assago, mentre il ritorno, nella versione asimmetrica del calendario che non prevede la stessa sequenza delle partite tra fase ascendente e discendente, è in programma a Vasnago domenica 12 febbraio 2023, appena prima della pausa per la Coppa Italia e l'attività della nazionale che fermerà il campionato fino al 5 marzo. E con lo sport terminiamo questa edizione. Il notiziario di prealpina.it vi aspetta questa sera alle 19. Buona giornata!